in alto i cuori, qui c'è il tricolore, in alto i cuori, qua c'è la storia di un reparto di artiglieria da montagna tra i più decorati dell'esercito italiano. Qua la Boje, qua Freme, qua c'è la nostra fanfara alpina. La fanfara alpina risuona e arriva fino al mare. Sono le 15:30, sfilano le penne nere di Conegliano. Alle 14:30, dopo Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, è la volta dei Veneti. Si parte proprio nella città del mare, dalla montagna, il Cadore. Battaglione Pieve di Cadore, vi saluto belle more, forse ci ritroveremo da richiamati, con gli zaini affardellati, non ti potrò scordar mai più. 100 anni di storia della sezione Cadore. Le Dolomiti Bellunesi, Belluno e Feltre, onore e gloria, gli alpini custodi della montagna sfidano uniti. Alle 15:15 la volta della Marca Trevigiana, rappresentata dalle sue 4 sezioni. Delle 4 sorelle inizia Valdobbiadene, 19 gruppi, 2000 soci. Sfila una parte di paesaggio storico italiano straordinariamente conservata e straordinariamente bella. E qua ci sono i pezzetti anche della nostra difficile storia e del nostro difficile passato. Sfilano con immutato orgoglio da 100 anni. 100 anni con i nostri veci, altrettanti ci auguriamo con i nostri giovani. Segue Vittorio Veneto. Arriva la sezione della città della Vittoria, la sezione di Vittorio Veneto. Uomini e donne che hanno fatto l'Italia, i sindaci alpini sfilano con la bandiera delle associazioni combattentistiche d'arma. Torna l'arenata Associazione dei Cavalieri di Vittorio Veneto. Ecco le salmerie. Ciao Tony, ben arrivato, grazie. E grazie soprattutto ai tuoi sconci, grazie al reparto Salmerie, grazie a questi uomini che con tanta dedizione continuano ad accudire e a curare questi animali straordinari. Conegliano, terra del 3° Reggimento Artiglieria. Conegliano, terra del 3° Reggimento Artiglieria, Conegliano con il suo coro che fa da corona, Conegliano con la sua fanfara che fa la musica, Conegliano con i suoi vigneti, Conegliano con la sua scuola enologica, Conegliano con il suo essere patrimonio UNESCO, Conegliano con il suo presidente di regione. E poi Treviso, terra gioiosa e tamorosa. Sezione di Treviso centenario di fondazione, terra del Grappa, del Piave, del Montello. Treviso sfila con orgoglio, il pensiero va al grande lavoro fatto in pochi giorni per rimettere in piedi un ospedale in pieno Covid, protezione civili e alpini insieme, una struttura che oggi ospita i profughi in fuga dalla guerra. La realizzazione di un ospedale Covid, grazie al lavoro e al sacrificio del volontariato alpino, in pochi giorni e davvero in un tempo record. Eccoli qua, pronti per festeggiare il centenario con la marcia che partirà da Monte Grappa e arriverà all'Isola dei Morti. La Marca sfila, dopo di lei si torna in quota con la sezione di Asiago. La donata più attesa, una presenza che si è fatta viva. Gli alpini tornano a sfilare, le persone ad applaudire e ad abbracciarsi e con loro torna l'emozione. Giovani e meno giovani, i cori, le fanfare. Grazie agli alpini per ricordarci ogni giorno che cosa significa essere a disposizione di una patria e della sua gente.